Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ragazzi, finalmente sono riuscito a giocare, cioè a provare la modalità Ultimate Team mondiali, però per fare questo ho creato un altro account, quindi vabbè ragazzi, purtroppo l'account principale della One è rincoglionito e quindi ho fatto un nuovo account e così riesco a giocare. Qua ecco la squadra base, ragazzi, colpo di culo di Hazard, perché io volevo fare anche l'Europa come squadra e purtroppo ho più giocatori sudamericani, però comunque ho asiatici, nordamericani, vabbè, sono una squadra di merda perché ho 75 di rotazione e intesa 46, quindi molto molto bene. Allora, che dire, vabbè, allora, importa comunque il bene, a Benaglio, Svizzero non male, poi a sinistra Aiovi, Kurihara, difensore, Vintna e Orozco, veramente una difesa stellare. Esterno destro Fernandes, Luis Gustavo centrale non male, Dempsey l'altro centrale, e Hazard la stella della squadra, attacco di Santo e Muriel, che io comunque con Muriel mi trovo bene, però è chiaro che sarà durissimo ragazzi, dopo le riserve Payet, Ajay, Aquino, Gomez ecco in attacco, però potrei fare anche però il grosso. Ok, potrei fare così tre, mamma mia ragazzi. Che disastrum. Potrei tenere il grosso e il piccolo. Castiglio, Leng, Ruben Michel, Emenike, Taider e Machino. Veramente una squadra devastante, ragazzi. Ecco, una cosa vi chiedo, cioè per cambiare il nome della squadra, come devo fare? Perché cioè, o sono un incoglionito non mi ricordo, o non c'è la possibilità. Quindi ragazzi aspetto un commento per questo, grazie. Andiamo, prima partita, adesso vabbè, chiaramente prenderò le bombe, queste partite qua, cioè è chiaro. Allora, torneo online. Allora, il mio girone. Ok, gioca partita, vediamo sta modalità. Mamma mia che bella squadra che ho ragazzi. Adesso mi beccherò sicuramente i fenomeni devastanti. Che bello. Ai ai ai. Ricerca avversario in corso. Da tenere fada. Vediamo se trovo qualcuno. Vai ragazzi che ci siamo. Siamo contro l'Inghilterra. Che sporo. Ciao. Bene. Prenderò le bombe ragazzi. Mamma mia. Sarà un po' dura la la. Sarà un po' dura papà. Questo mi massacra ragazzi. Ora che mi faccio la squadra forte. Un vai. saluto da Fabio Caresse e Beppe Bergoni. Benvenuti alla gara di oggi, valevole per la Coppa. Ci dobbiamo difendere ragazzi, vale per la Coppa. Guarda che squadra, guarda che squadra di pippe che ho. Hazard, l'unico fenomeno che ho. Eden Hazard, Eden contro tutti, Eden contro tutti, Eden contro tutti, ma da solo Eden, basta Eden, tiro, e c'è il gol di Gomez, pazzesco. Pazzesco Beppe, olè, e il Torero. Grandi ragazzi. Grandissimi. Dai che con la merda ragazzi, vai Gomez. Vai Gomez, Gomez si invola. Marietto si invola. Marietto! 2-0 di Marietto. 2-0 di Marietto ragazzi, doppietta di Marietto. La. Cazzo, con una squadra di merda e lui è un squadrone, stiamo giocando benissimo. Grande, buttala su. Bravo, bravissimo. Dempsey. Gomez se ne va. Marietto se ne va, passaggio stupido. E Hazard. E sono 3. Con una squadra di pippe, cavolo.
Quindi ha avuto fortuna a beccare. Ragazzi, è arrivato un 4-2, scusate se non ho registrato il secondo tempo, comunque non ho registrato i gol, ma ragazzi un lag devastante, solo un caso, perché porca puttana, riesco a giocare per avere quella partita laggosa. Comunque ho fatto una prestazione devastante, contro una squadra super forte, con tutti i fenomeni, Balotelli, Agüero, Royce, compagnia bella, con i morti. Ho vinto la prima volta qualche gol di Gomez, fioi, che comendone. Adesso vediamo se, non l'ho capito, dovrebbero regalarti un pacco con una carta. Ho vinto un pacchetto! E soldi no, però. Ah no, che soldi, beh. Adesso vediamo che... Vediamo, spacchettiamo il primo pacchetto. Beh, fioi, beh. 3 punticini. Dov'è il pacchetto? Oh? Dov'è il pacchetto? Oh? Vediamo. Oh. Contiene almeno un giocatore. Che bello. E ragazzi, qua arriva Cristiano Ronaldo. Qua arriva CR, me lo sento. Arriva CR ufficiale. Arriva CR ufficiale. CR ufficiale. CR ufficiale. Wilkshire. Forte. Invia al club. La cagata. Che tristezza, la la. Va bene, allora, facciamo una bella cosa, raga. Ne registriamo un'altra, speriamo di avere... Vai ragazzi, seconda partita, noi siamo secondi a 3 punticini, il mio girone, bene, la formazione... sono tutti più forti di me, cazzo. Chiaramente ho appena cominciato, però, cioè, confronto all'altro questa è una pippa, però è chiaro che non so come cazzo ho fatto a vincere 4-2 contro quella squadra. Vai. E Beppe Bergomi. Benvenuti alla gara di oggi, valevole per la Coppa. Speriamo di assistere a un incontro emozionante. L'importante è fare almeno un punto, cazzo, in questa. Dai raga. E lo ferma. Bravo Hazard, bisogna sfruttare Hazard. L'arbitro non ha ravvisato il fallo. Bravo Heden. Per Muriel, quanto mi piace Muriel su FIFA, Muriel mi gasa. L'appoggio è fuori misura, sarà peccato. rimessa laterale. Ancora contro l'Inghilterra, cioè, ma io non lo so, questa gente che sceglie l'Inghilterra. Che è nostra, che è nostra. Sarà rimessa con le mani. E la passa di testa. La colpisce. Occhio, gran gol dell'Inghilterra, 1-0. E qua l'ho preso ragazzi. Male. Di prima e ha trovato un gol stupendo. Come si è coordinato Fabio? Ha lasciato andare bene la gamba e ha trovato un Witzel. Occhio. Fer. Aia, no, uguale, bravo, bene. Dice il portiere. Palla che finisce in angolo. Bravo, bene. Buttala via. Muriel sbaglia purtroppo. Vai Muriel, involati verso la gloria. Vai Muriel, involati verso la gloria. Vai Muriel. Bravissimo. E sarà calcio di rigore. Rigore incredibile. Rigore Beppe. L'arbitro ha indicato il dischetto, mi sembrava incredibile che non abbia estratto anche il cartellino. Rigore Beppe. Sì, Fabio, anche secondo me questo era un intervento da punire. Bisogna segnare però, Grande Bonni. Marietto contro tutti. Questa è la classica sfida di Marietto contro tutti. Marietto. Gol di Marietto. 1-1. 1-1 beh. Grandi ragazzi, dai. Stiamo tranquilli, con una squadra così stiamo giocando veramente bene.
Vanifica l'azione avversaria. Dempsey. Per l'arbitro non si trattava di un fallo da sanzionare. Vai Muriel se ne va. Vai Muriel se ne va. Vai l'1-2. Ah, peccato. Kovacic. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra avversaria. Che roba nostra, Orozco, la nuova stella del calcio. Niente, per poco arrivava il 2-1. Higuain. Merda, no, la beffa, sto dominando, cazzo. Grande tiro. Palla riconquistata con un contrasto pulito. Muriel. Bravo Muriel. Mario Gomez con una palla alta. Ottima iniziativa da parte di Clint Dempsey. Higuain. No, proprio regalata. Vediamo il tiro. Ha lasciato partire una bomba, ma il portiere ha saputo disinnescare. Non l'avevo proprio regalata. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Bravo Gomez. Gomez vede Hazard, esce in volo l'Italia. Grande opportunità. E il traversone non va a buon fine. Dempsey. Prova a tirare in porta. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sull'1-1. Secondo tempo, ragazzi, seconda frazione. Dobbiamo assolutamente continuare come il primo. Vai Marietto. Si porta in avanti. Marietto! Mamma mia, Marietto. Sarà corner. Bravo Marietto. Splendida conclusione dalla distanza, ma la parata del portiere non è stata da meno. Una conclusione spettacolare alla quale si è opposto con un intervento. Perché devo cambiare i tiratori, Occhio. Higuain. Questa è brutta perché siamo lenti. Si fa sotto. Grazie, dei fiori. Ha crossato. Bravo Gustavo. Hazard. E Hazard E Hazard se ne... Oh, ma sei un figlio di puttana. Neanche fallo, no. Witsel. Higuain. Pallone indirizzato verso Gonzalo Higuain. Grande salvataggio. Gol bastardo. E possono festeggiare, ora si sono portati in vantaggio. È stato un primo tempo dominato. Non mi dà il fallo. E sta figlio di merda. Sì. La palla si è staccata senza che il portiere potesse farci nulla. L'attaccante sta proprio a lui deve arrivare, proprio al coglione deve arrivare. Bravo, invece di merda, bravo. Ho capito che siete, ma sei comunque uno sfigato, cioè nel senso non è colpa tua, vecchio, ma non è colpa tua. Cioè sai che una squadra 100 volte superiore stai soffrendo, fai schifo, merdaccia. Vai. Muriel. Edoardo. Interrompe l'azione avversaria. Gustavo. Muriel. Dobbiamo rispondere a sto porco inglese. Dai. Noi siamo l'Italia, cazzo. 4 volte campioni, silenzi. 2 tiri, 2 gol, ha fatto il merda, a parte il palo. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Bravi, fallo, niente da fare. Passaggio troppo prevedibile. Che non siamo contro il Brasile che deve vincere per forza, cioè nel senso. Nasri. Witsel. Fuori gioco, niente da fare. Si contengono il controllo del pallone. C'è il cross. Un po' traballante la dai difesa. Gustavo. La squadra ha subito il contraccolpo psicologico. Nasri. Tackle preciso ed efficace. Vai Gustavo. Ho sbagliato io. Witsel. Si è gasato il deficiente, si è gasato, ragazzi, ufficiale. L'avversario mongolo si è gasato. Hazard. È intervenuto sulla deve essere alto il passaggio, però Eden. Gioco e senso della posizione. Lo ferma, ma non controlla. Una squadra di sfigati, sto dicendo che troppo, cazzo. Vai Gomez. Di cuore Gomez, di cuore, classica azione di cuore. Non ci credo alla mancata. Non ci credo alla mancata di testa. Non ci credo, tutto contro di noi. Gomez. Ma Gomez ma tira all'esterno. Vabbè, cagare.
Ma non si devo perdere con un Pirlo del genere. Higuain. Che roba nostra, vai, che roba nostra. Grossa. Riuscirà, non riesce a bloccare. Bravo. Dai cazzo, dai Marietto. Marietto vede Muriel, dai cattiveria Muriel. Un pallone tutt'altro che semplice. Oh, non me ne dà uno di fallo, però. Tenta, attenzione alla palla lì. Fallo anche questo. Tutti falli, sono tutti falli, non me ne danno. Stai soffrendo con una squadra che è in campo i morti. Vergognati, con la difesa più scarsa del mondo. Di là, devi darla a destra. Ma perché i giocatori non fanno quello che dico io? Perché? Perché? Questo fa il figo anche. Questo è anche il coraggio di fare il figo. È impressionante. Più sfigato sei, più vuoi fare il figo. Il numero di tiri in porta delle due squadre. Passaggio deviato dall'arbitro. Occhio. Bravissimo. Dai che andiamo a pareggiarla, Beppe. Bravissimo Fernandez, dai. Si gioca i lag ci stanno. Decisione giusta. Possibile cambio di fronte. Ma va a cagare, cazzo. Ma ora giustamente fischiato. In sovrimpressione potete vedere il dato relativo al sovracacchio. Nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia territoriale oggi. So perché deve lagare adesso. Cosa ha fatto? Ha aperto Torrent per farmi perdere, dai. Dai, devo essere antisportivi al massimo, la cosa più bella del mondo, vai Muriel. Bravissimo il portiere ad opporsi a questa Speravo una ribattuta. Ottima. Prova a sorprendere. Gol! Super Mario Gomez. 2-2, teniamo il risultato, beh. Adesso dobbiamo tenerlo, Beppe. Ultra difensiva, Beppe, teniamola, Beppe. No, che cagata, devo tenere palle, invece mi sono fatto ingolosire subito come un pirlone. Edoardo, il porco. Vai, Vardi. Fer. Si avvicina. No, il furto però. Vaffanculo, stavolta te l'ho spinta, non ti è arrivata proprio in culo. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti. Vai la beffa! 3-2! Beppe. Stiamo calmi, Beppe. Sarebbe troppo importante vincerla. Conquista l'ennesimo pallone. Grandissimo Beppe. Tira lassù, chi se ne frega. Perdiamo tempo. Non deve sbagliare. Mi hanno rotto anche Gomez, sto figlio della mignotta. Manca un minuto, ragazzi, manca ancora tanto, contando che è una squadra scandalosa e lui no invece. Cercano di Eccola là. Potrebbe grande Vintra, chi cazzo non lo so, ma... interrompere la trama avversaria con un facile intervento. Bravo Dempsey, monumentale Dempsey, Sì. 6 punti, siamo agli ottavi, Beppe. Bella cazzo. Penso sia impossibile uscire anche se perdiamo, praticamente con 6 punti al 90% sei passati. Siamo giunti alla fine, spero vi siate divertiti. Grandissimo ragazzi, 2 vittorie con una squadra veramente oscena. Grandi ragazzi. Adesso la terza partita ce la speriamo nel prossimo video insieme. Agli ottavi faccio 2 partite a video, invece dai quarti in poi una secca chiaramente, perché voglio l'emozione dell'eliminazione diretta. Ho vinto un pacchetto, quindi ho vinto Ronaldo, bene. Ho vinto Cristiano Ronaldo, ragazzi, qua è ufficiale che l'ho vinto Ronaldo. Ragazzi, ho vinto CR, Eccolo qua. Andiamo a riscattare. Allora, riscatta CR, sì. Vai.
Vuoi riscattare CR? Yes. Eccolo qua ragazzi, è ufficiale, CR7. Oh, beh, Gignac, dai. E via al club, dai. Insomma, non è forte, però insomma meglio delle pippe che ho, perché l'attaccante ne ho già due in realtà. Vabbè raga, saluto del commendone veneziano. L'Italia per alla grande in questa modalità. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.